Buonasera, siete collegati in diretta con l'Arcidiaconale di Agordo, una serata nel ricordo di Salvatore Santomaso, Lamberto Pietropoli, una serata importante con il coro Agordo, con il coro Ana di Roma, soprattutto con Beppi De Marzi che sarà presente in questa importante serata e quindi dà ancora un valore aggiunto a quella che è la presenza dei due importanti cori, appunto il coro Agordo e il coro Ana di Roma. Queste sono le riprese sulla Arcidiaconale di Agordo, chiesa gremita in ogni ordine di posti, e siamo pronti per ascoltare quella che sarà una serata sicuramente memorabile per quanto riguarda gli amanti del coro di montagna. C'è qui con me Dino Bridda. Dino, una serata importante quella di questa sera per Salvatore, per Pietropoli, per Lamberto. È una serata tutta improntata alla memoria. La memoria è uno strumento estremamente importante per ricordare chi merita di essere ricordato. Questa chiesa in modo particolare che ha visto i primi esordi di Salvatore Santomaso come musicista, ma questa è una chiesa che risuona anche dei suoni di Lamberto Pietropoli con le sue armonizzazioni, con le sue raffinate armonizzazioni, e questa sera il coro Agordo e il coro Ana di Roma ci parleranno di Lamberto Pietropoli, ci parleranno di Salvatore Santomaso con la direzione, la supervisione di Beppi De Marzi, che è un ospite d'onore. Salvatore e coro Agordo. Dino Bridda ha raccontato questa storia. Da quando, Dino, ha iniziato a presentare e raccontare il coro Agordo? Io ho cominciato con il coro Agordo nel 1976 e sono arrivato fino agli inizi del 1999. Dopodiché ho cambiato coro e quindi dal 1999 in avanti con il coro di Sedico e con tanti altri cori, perché se mi chiamano non so mai rifiutare. Loris ha raccontato sempre delle belle storie, però, no? So che c'è un conflitto di interessi parentale, ma insomma quel che va detto No, va detto. Non c'è nessun conflitto, anzi io come vecchio corista del coro, perché ho cantato dal 1966 dall'inizio, sono grato al cognato Dino perché il suo entrare nel coro è stato un valore aggiunto per noi, no? Però io stasera volevo proprio sottolineare che non con emozione, credimi, anche con un po' voglio ricordare non un solo fratello, ma due fratelli, perché con Lamberto era ormai insomma, abitudine quando ci telefonavamo anche da Roma: ciao fratello, e ho la dedica sul libro che siamo riusciti a stampare nel 91 con grandi fatiche, ma sono contento di averlo proprio seguito. Non voglio vantarmi, ma personalmente, perché me l'ho presa a cuore, perché forse ero presidente allora, mi telefonava e mi diceva: ciao fratello, come va il libro? E con Lamberto, da quel giorno che nel 68 ci siamo trovati per la prima volta sul Broi, che lui ha sentito che stavamo canticchiando fra noi, no? E poi siamo andati a casa e ha registrato quella prima canzone che è alle cime dell'Auta. Lui si è preso nota e il giorno dopo ha chiamato Salvatore: guarda che ho la prima armonizzazione. Mi sa che stiamo iniziando, allora Don Cesare Lares è pronto per la presentazione. Iniziamo qua. Voglio porgere inizialmente io come parroco un saluto a tutti voi, al maestro Beppi De Marzi e ai cori che interverranno e alle altre personalità che non sto qui adesso io a nominare. Volevo invece sottolineare il fatto che siamo alla vigilia della Pentecoste, o meglio già nel giorno di Pentecoste, e Sant'Agostino parla della parola e della voce. Noi possiamo avere la parola, ma ci vuole anche la voce per esprimere. Quindi se la parola è Cristo, la voce è lo Spirito. Poi si potrebbe proseguire, perché questa voce non è una voce in tono retto, ci sono le
melodie, e poi c'è anche l'ambiente, la cassa armonica che diffonde questa voce e queste melodie. E quindi, anche se un po' laicamente, questa sera, grazie alla musica, al canto, diamo voce allo spirito. E concluderemo tra l'altro con un canto che è una preghiera. Quindi vi auguro un buon ascolto, una buona partecipazione a questo incontro in onore dei maestri Lamberto Pietropoli e Salvatore San Tommaso, e grazie ai cori Ago di Roma e al coro Agordo. Buona serata a tutti voi. È emozionante sentire la voce del Prevosto che ci dà benvenuto e in cuor nostro una preghiera per le maniche Pentecoste. Stasera ci saranno più voci a presentare e più voci a cantare per dire grazie a due cuori grandi, quello di un musicista che ha amato tanto queste montagne e Agordo, Lamberto Pietropoli, che poi ha corso per l'Italia fino a Roma, più giù, ovunque inventando cori. La sua caratteristica era questa: entusiasmare, comunicare, donare poesia e fantasia e poi dire: adesso che avete imparato andate avanti. È il massimo della didattica. E l'altro cuore è quello di Salvatore San Tommaso, la famiglia San Tommaso, cantori, potremmo dire la famiglia che ha inondato queste valli di speranza con la presenza e anche con la voce del canto. Salvatore ha inventato il coro ispirato da Lamberto e stasera li ricordiamo insieme e faremo così: 4 cori, il coro Agordo, 4 cori, cioè 4 canti, il coro venuto da Roma che è arrivato prima di questa sera, gli alpini inventati, il coro inventato da Lamberto, che sono arrivati in automobile e sono qua con il loro cappello della fedeltà, il cappello della fede, il cappello del coraggio, poi 4 cori, il coro Agordo, 4 cori, il coro di Roma, poi il maestro del coro di Roma andrà a suonare l'organo e canteremo tutti insieme Lieta Armonia nella chiesa dedicata alla Madonna, come un preludio d'amore alla festa di domani, alla Santa Messa. Ecco il coro Agordo diretto da Anna De Vici. Prego. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Non si poteva cominciare un concerto di questo tipo con quella che è sempre stata per parecchi anni la sigla del coro Agordo. Questa canzone nasce da un testo anonimo del XIX secolo
sulla quale Lamberto Pietropoli ci ha messo il vestito a noi. Un vestito perfettamente calzante, una sorta di inno alla bellezza di questa conca, a queste montagne che ci circondano, a questi prati, a queste valli, a questa gente laboriosa. Era un inno di oltre un secolo fa, ma anche abbastanza profetico. Agordo, con l'armonizzazione di Lamberto Pietropoli. Cercate la pagina dentro il libretto dove c'è l'elenco dei canti. L'abbiamo messa a metà per dare benvenuto al coro di Roma che inizia, e ogni coro, avete visto, ha un disegno, ogni canto di Vico Calabrò. Questo libretto è offerto e preparato da un artista della grafica che abita a San Vito di Cadore, si chiama Natalino Brugiolo, e noi gli diciamo grazie Natalino. Alestina è un canto di protesta contro le cave inutili. Dalle mie parti, Restena significa la montagna delle fate. Gli svizzeri volevano comprarla perché è di basalto, ma ci siamo opposti e cantando la storia delle fate siamo andati a Venezia con i parroci e i contadini, e quelli di Venezia che comandano la regione hanno preso paura e Restena è ancora là con il suo piccolo monte di pena delle fate a dire contava la vescia dei Pieri, che è una fiaba per salvare le montagne.
Fodon, giardino di poesia, Fodon dell'anima mia, Fodon di Fedaia, Fodon del Sasso Cappello, Fodon del Passo di Campolongo, Fodon del Passo Cordoi, Fodon di Marmoleda, che pian piano sta scomparendo e nessuno piange per il ghiaccio che se ne va. Anna De Vic viene da Fodon, dove dirige un coro femminile che si chiama Cor di Lana, ed è qua adesso a dirigere il suo Fodon, non con nostalgia, ma con immenso amore. Nella elaborazione, elaborare vuol dire arricchire di armonie. Nella elaborazione è il grande Lamberto Pietropoli.
Si deve fare così, ringraziare i solisti, come il Miracolo Biondo che ha cantato da sola, grazie. Uno prima ha conosciuto Lamberto Pietropoli, conosce anche la famiglia e sa quanto è prezioso, grande e potremmo definire incalcolabile il suo lavoro. E vi presenta ora il canto dell'Occidente, della valle che porta al Monte Bianco, la montagna più bella e più invidiata. Prego Dino. Le montagne, tutte le montagne del mondo sono sorelle tra di loro e tutte hanno dentro un'anima uguale, un cuore, perché si vede, ma le montagne hanno anche un cuore e tante volte più cuore di noi. Questo canto nasce sui Pirenei, a metà strada fra i Paesi Baschi e l'Aragona, un dialetto mescolato ad altri dialetti, ma principalmente la lingua occitanica. Attraversa tutta la Francia meridionale, arriva in Provenza, poi arriva sulle Alpi e, come ha detto Beppe poc'anzi, scende in Val d'Aosta. E man mano che cammina questo canto cambiano leggermente le parole, ovviamente, per i riferimenti di carattere orografico. E questo è l'inno nazionale della Val d'Aosta. Io ricordo proprio più di una volta a Chamonix, quando cantavamo Mano Autain, era un tempo, una festa, perché rendevamo omaggio proprio a loro. Questo è il canto delle più belle montagne del mondo, sì, ma anche il canto dei montanari. Le montagnards sono, eccoli gli abitatori della montagna, e io aggiungo, eccoli i padroni veri della montagna. Montagne, Val d'Autain.
Avete ascoltato i primi 4 canti del coro Agordo nella serata dedicata al ricordo di Salvatore Santomaso e Lamberto Pietropoli. Pomeriggio, prima di sera, incantati da questo luogo che conoscono, perché vanno spesso in montagna. ANA vuol dire Associazione Nazionale Alpini, è uno dei tanti miracoli di Lamberto Pietropoli, che lavorando a Roma nel Ministero proprio della Pubblica Istruzione, è stato insegnante, Lamberto, ha inventato un insieme incredibile, professionisti, addirittura generali, non in pensione, non in politica, persone appassionate del canto, li ha uniti e quando hanno cominciato a cantare come si deve, ha detto adesso cercatevi un maestro. Ecco, il maestro che dirige è un organista professionista, prima si è incantato con i suoni insieme con il nostro provosto di quest'organo. Sono alpini, sì, ma cantano con la passionalità degli uomini che credono nella speranza e nella generosità. Il coro ANA Roma, diretto da Osvaldo Guidotti, prego. Nel coro ci sono gli amici di Lamberto, ma il maestro è nato proprio, che bella combinazione, quando Lamberto Pietropoli ha fondato il coro ANA a Roma e oggi è venuto qua a festeggiare il compleanno. Complimenti e grazie. Siamo spartiti un po' l'impegno. Chi ha conosciuto bene Lamberto è un professore dell'Università di Roma, un grande latinista che conosce le lingue classiche, che traduce, che inventa, che ama. Si chiama Leopoldo Gamberale ed ci racconterà poi dopo anche di Lamberto, ma adesso presenterà questi canti. Prego, professore, e grazie. Dunque, questo è uno scherzo dell'amico Beppe De Masi che mi aveva detto presentare qualcuno e invece adesso mi ha messo in mezzo. Comunque, va bene così. Quando è venuto a Roma ha fondato un coro di alpini, ma i canti degli alpini gli sono subito andati stretti e ha scoperto i canti del centro e del meridione d'Italia, alcuni particolarmente noti e particolarmente affascinanti, che ha interpretato però alla maniera sua, facendo cantare Napoli attraverso il coro di alpini. La coppia di autori del canto con cui cominciamo questa parte del concerto è forse la più famosa di tutti i canti napoletani. Salvatore Di Giacomo è Costa, è musicista. Il canto è un invito in una notte di luna perché il pescatore e con lui l'intera città di Napoli si risvegliano dal sonno e tornano a vivere. Luna nuova.
la poesia nei sussurrati, nei pianissimi, che sono palpito non nascosto, ma comunicato, donato a tutti noi. Grazie Maestro, grazie Alpini di Roma. E ora il canto saldo e ve lo racconta il professor Gambarane. Questo è un canto che ha avuto interpretazioni diverse. Qualcuno lo ha preso come un canto di immigrazione, qualcuno lo ha preso come un canto, un semplice canto popolare, qualcuno, se Dio vuole, lo ha preso per quello che è un canto d'amore. Ma in fondo tutti i canti sono canti d'amore. E se voi li sentite come canti d'amore, ci sentite delle armonie in più. Ecco, in questo canto l'innamorato vorrebbe fare qualcosa apparentemente impossibile, ma nella realtà amorale è tutto possibile. Prendere il sole, le stelle e formare un nuovo firmamento e un nuovo mondo per la sua innamorata. E nel pensare questo non riesce a dormire, ma sogna il nuovo mondo che può fare alla sua anima. Il canto si intitola Non posso riposare. Il professor Gambarane ci presenterà in Abruzzo. Mi permetto un'osservazione. Quando hanno inventato le Olimpiadi Cortina Milano, c'è stato chi, dalla Maiella, dal Gran Sasso, dal Monte Velino,
dal Monte Sirente, dalle zone terremotate dell'Abruzzo che sono rifiorite coraggiosamente, però c'è ancora gente che vive in baracche, nonostante le promesse. Hanno detto: ma perché non la fate da noi? Perché ormai la neve ha scelto altri luoghi. Prego, professore. Come vi ha raccontato Benny poco fa, Lamberto a un certo punto ha lasciato il nostro coro. Prima di lasciarlo, però, abbiamo pubblicato insieme un libro, Canto da Siena. Canto da Siena è proprio questo nostro. In questo libro, una breve presentazione di Lamberto dice che lui ha sentito i canti dell'Italia centrale e meridionale, in particolare quelli di Abruzzo, in modo un po' disteso e un po' sognato. Ecco, è il modo in cui ha sentito anche questo canto d'Abruzzo, che ricorda però quello che si diceva una volta si parlava degli Abruzzi, perché gli Abruzzi sono le montagne del Gran Sasso, con le asprezze non minori di quelle delle nostre Dolomiti di quassù. Gli Abruzzi sono i prati della Maglietta, che conoscono profumate fioriture straordinarie in certi momenti dell'anno, e sono anche le ridenti marine dell'Adriatico, che al sole dell'estate sono imbandierate, davvero imbandierate, di vele colorate rispondenti al sole. Ecco, ascoltate con queste idee in mente di Abruzzo. Hey!
maestro è andato a provare l'organo con il prevosto e ha detto per domani, siccome domani introdurrà la Santa Messa per le 10, canterà alla comunione e alla fine farà dei canti finché arriva un po' alla metà del giorno e poi prenderanno le loro automobili e torneranno a Roma. E ha detto il maestro, perché non cantiamo Veni Creator, che è Pentecoste? Ecco la sensibilità degli alpini, che dovrebbero ricordarla. Nelle adunate sarebbe molto bello se gli alpini sfilassero cantando, tenendo i figli per mano sulle spalle, senza essere così impettiti. So che qualcuno non condivide queste mie idee, sono stato alpino anch'io, e vorrei fare le sfilate cantando, ballando, danzando, suonando il piffero e non in silenzio che sembra di andare a una nuova guerra. Questa è una stornellata che dice canzonando un'invasione. Prego, professore. Mi permettete una glossa a quello che ha detto adesso Benny? Noi, coro Narone, che siamo uno dei più meridionali dei cori degli alpini, alle adunate stiamo cantando e il pubblico gradisce particolarmente questo fatto perché siamo proprio unici. Perché siamo fra una banda e l'altra e quindi da una banda ci arrivano musiche un po' fuori tempo, dall'altra ci arrivano musiche in un tempo diverso, ma noi in mezzo ostinatamente cantiamo. Questo per dirlo, insomma, che mi pare significativo. Ma adesso un coro di Roma deve cantare una canzone romana. Ed è una canzone antica che rievoca strane cose, la paura dell'invasione dei turchi, gli amori dei malavitosi romani rinchiusi nel carcere di Ginacelli. Canta le lodi di quartieri che ora sono, come si dice adesso, in overturismo e non sono più abitati, di Rione Monti e Trastevere. Una Roma sparita. Ecco, allora io voglio ricordare un aneddoto relativo a Lamberto su una Roma sparita del nostro coro. Negli anni 70, vicino alla festa di San Giovanni, c'era il Festival dei Cori della Montagna a Piazza Navona, un'esperienza assolutamente straordinaria che non abbiamo mai più vissuto. La Piazza Navona aveva decine di migliaia di persone che ascoltavano i cori di montagna. Lamberto era un timido e sul palco c'erano 10 cori schierati, eppure alla fine della nostra esibizione, Lamberto si rivolse al pubblico e chiese se qualcuno voleva venire a cantare con noi, avevamo bisogno di nuovi coristi. Bene, ne vennero 5 in una notte sola, come diciamo noi a Roma, e qualcuno di loro è ancora qui con noi. Allora, è ricordo di quei tempi, li cantiamo a tocchi.
Grazie a questo ricordo, grazie a Luigi per questa preziosa riflessione, bellissima. E torna il coro Agordo diretto da Anna De Vic. Abbiamo deciso questo avvicendamento proprio perché era nello stile di Lamberto Pietropoli e anche del carissimo Salvatore Santomaso, inquieti, felici, continuamente in movimento. Lamberto, nella sua grande arte di armonizzatore, di raccoglitore, di trasformatore, e il fedelissimo Salvatore Santomaso che ispirava, che spingeva, anzi che appassionava e che rendeva i lavori di Lamberto come sinfonie, come sta facendo Anna De Vic. Pensiamo al Pelmo davanti all'Antelao, pensiamo alla strada che porta verso i luoghi dei Siori, come diciamo noi veneti. Pensiamo alle strade, pensiamo a Palla Favera, a Forcella Stauranza, pensiamo al Pelmo, al Pelmetto, il Caregon de Dio. È una ragazza che dice: mi chiamo Laila, cantatemi e accarezzate i miei occhi, i miei capelli.
canto tradizionale, elaborato da Lamberto Pietropoli, e ve lo introduce Dino Brida. Grazie. Lamberto e Salvatore sono uno di quegli incontri magici che accadono solamente una volta ogni 100 anni. Perfetta intelligenza, medesima intelligenza nel cogliere il senso delle canzoni. Lamberto sapeva scavare fino al fondo, Salvatore sapeva adeguarsi a Lamberto nella concertazione. È la prima opera che Lamberto ha armonizzato per coro agudo. Lui che sul coro agudo, sulle voci del coro agudo, ha costruito gran parte del suo corpo veramente molto consistente, oltre 600-700 pezzi, del suo straordinario repertorio. Questo canto è dedicato a una delle montagne della nostra terra, specificatamente della Valle del Peoris, terra benedetta dal Signore in tutti i sensi, per molti motivi che non sto qui ad elencare, perché li conoscete tutti. E il canto ingenuo del montanaro che sale e alla sera si ritrova con se stesso. E a colloquio con la montagna, l'avete certamente vissuto tutti, il colloquio con la montagna viene fuori tutto. Ci sentiamo accolti dalla montagna e poi dopo, guardando a valle, quel piccolo lumicino laggiù in fondo, in quel paese, in quella casa, lì ci sono tutti gli affetti del nostro montanaro. Voi direte, è un canto idilliaco, un po' vintage, un po' sorpassato. No, è un canto perfettamente contemporaneo. Viviamolo anche noi. E quando andiamo in montagna, parliamo della montagna e vedrete che la montagna vi risponde di sicuro come le cime dell'alto. Alla mattina quando il sole presto iniziare alza la rivelerà, guardo le cime dell'alto, presto iniziando alza la rivelerà,
conoscere idealmente ma anche praticamente dagli insegnamenti di Salvatore Santamaso, che aveva la passione per le voci soliste. Complimenti e grazie. Noi aspettiamo qualche film ancora che ci insegna a cantare. Una volta c'erano i film che avevano dentro un canto come questo, che potrebbe diventare addirittura un canto per la liturgia. Dolce sentire il grande San Francesco, e ce lo racconta Dino Brinda. Il testo è di padre Jean-Marie Benjamin, la musica del maestro Maurizio Tolani, colonna sonora del film che Franco Zeffirelli diresse parecchi anni fa, che è rimasto un caposaldo della cinematografia, ma non soltanto della cinematografia, anche della musica, del canto. Proprio in questi giorni stiamo celebrando tutti, qualcuno forse non se ne è accorto, l'800° anniversario della nascita di questo canto, perché San Francesco d'Assisi, proprio 8 secoli fa, nella primavera del 1225, pochi mesi prima di morire, macerato nel fisico ma non nello spirito, elevò al Signore questo canto. E per la prima volta, forse, sicuramente per la prima volta nella letteratura in lingua italiana, si sentirono queste parole, questo ammaestramento. Chi mai fino a quel momento si sarebbe rivolto al cielo, al creato, chiamando il sole fratello, chiamando la luna sorella, chiamando tutti gli elementi del creato con gli appellativi di fratello e sorella. Forse ci siamo dimenticati che in questo grande corpo del creato ci siamo pure noi, che siamo figli dello stesso Dio, così come lo sono tutti gli elementi che vengono citati in questo canto di San Francesco d'Assisi. Ma pensate che se effettivamente fosse stato applicato questo messaggio di San Francesco, l'ambiente attorno a noi sarebbe nelle condizioni in cui è. Non l'abbiamo chiamato fratello, e quindi l'ambiente reclama. Ma reclama, è Dio che reclama, non l'ambiente. Gli animali, gli astri del cielo, tutti reclamano a questo componente del creato che siamo noi di essere fratello e sorella anche di nostra sorella corporale. È un messaggio che ha 8 secoli. Va cantato in questi momenti sperando che arrivi laddove ci sono tanti che soffrono e che nella loro esistenza non hanno mai conosciuto un giorno di pace. E non solamente, guardate, alla Palestina, all'Ucraina, alla Russia, a Israele e agli altri 50 punti del mondo dove esiste una cosa sola, la guerra. Che cosa posso fare, caro Beppe De Mazzi? Che cosa possiamo fare noi? Cantare, comporre musica con te, cantare, perché la musica è un linguaggio universale e ha una potenza che è straordinaria. Certo che lo ci aiutiamo, ma penso che cantando non andremo mai al fronte col fucile spianato. E permettetemi anche di concludere su questa falsariga ricordando anche, e lo dico ai miei amici alpini, ma insomma, qui c'è un simbolo dell'anno. Anche noi siamo perfettamente consapevoli che bisogna agire con amore nei confronti di tutto quello che ci circonda.
E non ci vengono a dire, cari miei amici alpini, non ci vengono a dire che noi siamo di guerrafondai. Chi ha fatto il servizio militare sa benissimo che non è fatto vero, ma la verità sta solamente nell'applicazione del messaggio di San Francesco. Sarebbe sufficiente questo per cambiare le storie dolci e sentire. L'ultimo canto del coro Aguado è un po' originale. Il coro si divide in due parti, cantori da una parte e cantori dall'altra, che si mandano la voce. E nel disegno che avete di Vico Calabrò vedete un fiume con cantori da una parte su un argine e cantori sull'altra.
la piave, il cortevole, i fiumi che vanno verso il mare, meravigliosi, è terra di acque. Perciò Pavana significa terra di acque, terra di danze e di canti, come nella Basilica di San Marco, dove c'è un organo da una parte e un organo dall'altra, indipendenti, che si mandano la felicità di credere. Questa è Pavana.
Sentiamo un pensiero mandato dal fratello di Lamberto Pietropoli, Ferdinando, che abita a Verona, che ha lavorato qui in banca come dirigente, un nome molto preciso, che vuole che si ricordino i due musicisti di questa sera, Lamberto e Salvatore, insieme con le parole che ha mandato e che mi vengono lette da Dino Brida. Prego. È un pensiero condiviso dalle due famiglie che sono qui rappresentate questa sera con molti dei loro componenti e ringrazio anche per avermi affidato il compito di leggerlo. Siamo qui oggi avvicinati nel segno della memoria, ma anche della gratitudine, perché la memoria, quando è viva, è un atto d'amore e la gratitudine, quando è sincera, è un dovere del cuore. Ci sono voci che non si spengono, voci che pur nel silenzio continuano a vibrare dentro di noi, a intrecciarsi con le nostre, a risuonare nel tempo. Ricordiamo oggi due di queste voci, due uomini, Lamberto e Salvatore, legati da una profonda amicizia, da una collaborazione feconda, ma soprattutto da un amore infinito per il canto e per l'anima che il canto custodisce. Lamberto, musicista raffinato, compositore sensibile, grande armonizzatore di voci, di anime e naturalmente di note. Lamberto era legato a Salvatore e Salvatore a Lamberto, in un'intesa rara, fatta di fiducia reciproca, di scambi continui, di idee in fermento, una fratellanza artistica vissuta fianco a fianco anche quando lontani. Lamberto creava le armonizzazioni, Salvatore le rendeva corpo vivo nelle voci del coro. Entrambi si proponevano di cogliere e restituire la verità profonda della tradizione, senza mai appesantirla, senza mai tradirla, e ogni nota portava in sé una stessa cifra, quella della partecipazione e dell'ascolto. Lamberto abitava la musica come si abita una casa antica, con rispetto, con meraviglia, con una cura fatta di sguardi e di piccoli gesti. Accoglieva le note come se fossero anime, le univa, le pacificava. Era armonizzatore non solo di suoni, ma di persone. Sapeva fare spazio, creare legami, volti a trasformare il coro in comunità. Salvatore con lui era la terra e il tempo. Riceveva quelle armonie come si riceve un dono raro e le traduceva in canto vivo, vibrante, presente. Era guida senza imposizione, sguardo attento, mano che sorregge. Nel suo modo di condurre c'era la stessa umiltà che c'era nella musica di Lamberto, la forza gentile di chi sa farsi tramite e non impedimento. Tra loro c'era un'intesa che non aveva bisogno di essere spiegata, perché essi si riconoscevano nel profondo, nell'amore per la sobrietà, nel rispetto per la voce altrui, nella coralità come gesto d'anima. Sapevano che cantare insieme non è solo fondere le voci, ma lasciarsi cambiare dal respiro dell'altro, che l'accordo non è mai solo musicale, ma umano. Non è necessario ricordare ogni cosa che Salvatore e Lamberto hanno fatto. È sufficiente chiudere gli occhi e lasciarsi attraversare da un canto ben fatto, da una voce che si accorda senza forzare, da una melodia che sa dove andare. Lì ci sono loro, nel modo in cui il coro si raccoglie, nel silenzio che precede la prima nota, nello sguardo che unisce chi canta. Lì ci sono loro, ogni volta che la musica diventa preghiera, ricordo, offerta, lì ci sono loro e ci restano, non come passato, ma come presenza,
non come nostalgia, ma come radice. La voce di Lamberto Salvatore, non quella dei solisti, ma quella più vera, quella interiore, continua oggi a risuonare nei cori che li ricordo, nei canti che portano il segno di questa comunione nel cuore di chi li ha incontrati. Tra questi eccellono naturalmente il coro Ana di Roma e il coro Agro, qui ora riuniti come in un abbraccio, e che noi familiari ringraziamo immensamente per questa loro presenza e costante memoria. Richiamare poi nel ringraziamento solo alcuni dei molti che li hanno amati farebbe torto agli altri e sarebbe comunque insufficiente. Perciò a tutti diciamo grazie, seppure senza tradurne i nomi. Consentiteci un'eccezione per Natalino Busoro, oltre che per il profondo affetto per il monumentale lavoro monografico su Lamberto che ha quasi terminato. Ricordare Lamberto Salvatore significa custodire un'eredità preziosa, significa continuare a credere che la bellezza, la musica, la coralità siano strade per restare umani e che l'armonia, come loro ce l'hanno insegnata, sia qualcosa che va oltre le partiture, sia una scelta di vita, un modo di stare al mondo insieme. Grazie Lamberto, grazie Salvatore. Il vostro canto vive e ci accompagna, e da parte nostra, grazie all'amico Peppe De Manzi, grazie al coro Anna di Roma, grazie al coro Agro e grazie all'arcidiacono Don Cesare D'Arci per averci accolti questa sera nel segno della memoria e del ricordo in questa chiesa dove risuonano sempre le organizzazioni di Lamberto e dove impercettibilmente ma c'è il spirito territoriale di Salvatore. E grazie soprattutto a voi che siete così numerosi in questa chiesa questa sera. Grazie a Noris, con lui, Noris San Tommaso. Nel libretto stampato con amore e generosità da Natalino Brugiolo di San Vito, grazie a Natalino, direttore di coro anche lui potremmo dire appassionato dal lavoro immenso di Lamberto. Pensate, quasi 500 lavori e li ha stampati tutti in raccolte meravigliose, graficamente inappuntabili e inimitabili. Grazie Natalino, non finiremo mai di essere riconoscenti. Un pensiero anche di Rosa Aprile Pietropoli, la sorella di Lamberto, e Vico Calabrò, che doveva essere qua stasera, ma è giù nelle pianure senza nebbia a pensarci. Noi gli mandiamo un saluto immenso e riconoscente, che stia bene e che torni presto qua la sua patrizia. Ha mandato a Rosa Aprile questa immagine di Lamberto. E noi la lasciamo alla dolcissima Rosa Aprile, sorella, che è qua e ci accompagna con il suo sorriso e la sua bellezza. Lei che vive a Cornegliano, che però ha sempre Agordo nel cuore. Grazie signora. E ora, a concludere questa serata, tornano gli alpini a Roma. Pensiamo che domani, dopo aver partecipato alla nostra Santa Messa parrocchiale delle 10,
torneranno giù a insegnare ai romani la passione, la musicalità, la memoria e soprattutto il culto della bellezza nella fede. Prego il coro alla Roma. Il Golico è una montagna dell'Albania che si chiama Doric, ma i nostri alpini l'hanno chiamato Golico. Sono andati a morire nel 1940, pensate, sul Golico, senza una ragione, perché Mussolini non ha mai spiegato perché ha fatto la guerra. L'ha fatta forse per imitare Hitler, ma i nostri alpini sono andati a morire senza una ragione, in Grecia e in Russia. Perciò due alpini giovani si dicono: se non torno, di a tua mamma di pregare. E l'altro dice: ma se non torno io, di a tua mamma che vada a pregare con mia mamma. E insieme, o Madonna, Regina del Cielo, sulle nostre mamme metti la tua mano.
in Friuli ha 2000 villotte, che vuol dire, che significa 2000 canti, e li cantano. Se voi andaste alla Santa Messa nelle domeniche in Friuli, sentireste cantare in friulano. È stupendo. Anche la fede viene cantata nel dialetto, nella lingua locale. 2000 villotte, è un grande compositore, Arturo Zardini, che ha studiato a Vienna, perché è lì vicino, e da Vienna scriveva la sua grande nostalgia, come questo Stellutis Alpinis. circolavano molti musicisti e poeti. Uno di questi si chiamava Giancarlo Bragani. Bragani era lombardo piemontese, veniva da Gallarate, dove aveva fondato un coro chiamato Penne Nere di Gallarate. Ora le Penne Nere di Roma cantano la sua storia nostalgica.
Giancarlo Bregani ha lasciato Gallarate e è andato a Cortina, dove ha fondato il coro Cortina e cantava, però aveva in mente le sue montagne lombarde, il Monviso, il Monte Bianco, la Valle d'Aosta, le montagne del Ticino, e ha scritto questo canto, Montagne addio, disperatamente nostalgico, e l'anima grande e il cuore generoso di Lamberto ha completato il capolavoro che ora il coro si propone. Qui nella bella chiesa dedicata a Maria Nascente sentiamo particolarmente ciò che accade in montagna, sui prati, così i pastori, le pastorelle, i grecci. E questo canto chiude, ma non chiude, lascia aperta la nostra speranza di una pastorella, e ve lo racconta il professor Gallarate. Prima di raccontarvi questo e raccontarvi anche qualcosa che molti dei nostri coristi non sanno più, volevo aggiungere una parola a quello che è stato già detto per Lamberto e per i suoi cori. Sentendo in questi giorni
gli amici del coro minimo pestumese, mi è stato detto che qualcuno di loro sarebbe venuto qui stasera. Spero che ci sia, e se c'è vorrei vedere un paio di mani o qualche mano alzata. Ecco, allora vorrei far fare al pubblico un applauso anche al coro minimo pestumese, che è stato quello che ci ha preceduto nelle creazioni corali di Lamberto e a cui siamo rimasti legati dal 1963 fino ad oggi. Grazie. E adesso Cadorina. In una lettera del 1994, febbraio del 1994, Lamberto scriveva a un nostro amatissimo presidente del coro della Roma, che da tanti anni non c'è più, a Francesco Ruffini, che quando lui era venuto a Roma nell'autunno del 63 aveva incontrato un suo amico di coro precedente e questo lo aveva portato nella sede dell'ANA, ovviamente di Cesare, dove noi siamo ancora, e insieme a Lamberto, questo amico di coro, i due soci della locale sezione ANA di Roma si erano seduti a un tavolo davanti a una buona bottiglia di vino e l'amico di coro gli aveva chiesto: insegnaci un canto di montagna. Bene, questo canto era appunto Cadorina, è la preistoria del nostro coro alla Roma. Questo canto, ricordato da Lamberto a Francesco Ruffini, e qui il cerchio si chiude, perché Francesco Ruffini è stato il presidente che ha stabilito, cementato e fortificato l'amicizia con Beppe De Marzi. Quindi mi fa particolarmente piacere ricordarlo qui stasera, perché è quello a cui dobbiamo in fondo la nostra presenza qui e l'amicizia con Beppe. Allora, Cadorina, come insegnava a cantare Lamberto? Insegnava così, come avrà insegnato ai tre che si erano seduti insieme con lui al tavolo della sezione ANA di Roma. Cantava senza partito il più delle volte, 4 o 8 battute del canto di una sezione, senza un ordine prestabilito. Potevano essere tenori, baritono, bassi. Cantava, poi faceva ripetere, poi cantava le stesse battute per un'altra sezione e pian piano le metteva insieme. E così noi abbiamo imparato a cantare e a creare quello che ci sembrava creare dal nulla un'armonia. E abbiamo imparato che cantare in coro, attraverso quel modo di insegnarci i canti, cantare in coro è il modo più bello che esista di fare musica. Ecco perché abbiamo cominciato così e molti di noi sono ancora qui, ed ecco perché, nonostante che si dica che la nostra è musica di nicchia, ogni tanto qualcuno viene ancora affascinato da questo modo di fare musica. Per questo ci piace chiudere con questo canto, Cadorina, che è in fondo l'insieme della vita dall'inizio a oggi del nostro coro.
con un cambio? No, con... Sì, no, adesso scambiamo le cose. Grazie maestro Guidotti, grazie a Pini. Questo è il momento dello scambio degli omaggi. Poi canteremo insieme, canteremo la mamma di Gesù. Il maestro Guidotti andrà a suonare il vostro nell'organo e noi canteremo lieta armonia, umile ancella e me beata. Le parole le avete nell'ultima pagina del libretto preparato con amore e competenza da Natalino Grugiolo con i disegni di Vico Calabrò e canteremo lieta armonia nel gaudio del tuo spirito più santo. L'anima mia magnifica il Signore e il suo regale. L'arcidiavolo ci permette di cantare tutti quanti domani mattina. Venite alla Santa Messa delle 10 e la Santa Messa di Pentecoste. L'arcidiavolo ci chiede di cantare, cantare, cantare. Come ha cantato questo Papa incredibile che da solo, senza nessun accompagnamento, si è messo a cantare davanti a 200.000 persone sorprese che non cantavano, ma cantavano gli alpini perché eravamo a Roma. Grazie. Allora adesso è il momento degli scambi, il coro di Diagono col basso un po' più veloce può venire qua. Ecco, cantare le idee. Prego Presidente, prego. Siamo tutti quasi alla fine di questo splendido concerto e io vi parlo a nome del coro Agordo. Desidero ringraziare tutti voi di cuore per essere stati presenti a questa serata. Il nostro coro nasce nel 1966 ed è stato tra i primi cori abruzzese ad affrontare il repertorio della tradizione popolare. È emozionante per me pensare che a quasi 60 anni, nonostante l'avanzare della tecnologia e della modernità, che spesso allontanano dalle tradizioni, noi siamo ancora qui con la stessa passione di sempre, a raccontare la vita e l'umanità attraverso il canto. Questo è stato possibile grazie ai maestri Salvatore San Tommaso e Lamberto Pietropoli, che vi hanno raccontato molto bene chi li conosceva. È solo grazie alla loro collaborazione e alla loro amicizia che oggi il coro è questo che noi tutti conosciamo e amiamo. Io non ho avuto la fortuna di conoscerli, ma mentre scrivevo queste righe che vi sto leggendo, penso che ogni volta che affrontiamo una prova o ci esibiamo a un concerto, so di poterli ringraziare per aver reso possibile quello che oggi viviamo con tanta emozione. Vogliamo consegnare un piccolo presente alle famiglie dei nostri maestri. Invitiamo qui la signora Cari, moglie di Salvatore, e la signora Rosa Mille, sorella di Roberto, che rappresentano un presente e un sentito ringraziamento vanno anche al maestro Beppe De Marzi, che ha presentato e accompagnato e curato la serata con professionalità e cuore. Grazie Presidente, anche Diego Calabrò, Antonio Mangelo, proprio a lei, ecco qua a Chiara Presidente, complimenti.
Questo regalo in segno di gratitudine anche ai direttori dei due cori che invito. Uno è su, uno non è su, vabbè. Lo prende il Presidente. Maestro, questo lo chiediamo noi, grazie. E un presente anche per la nostra maestra, grazie. Infine, non per importanza ovviamente, un grandissimo grazie vanno all'artista Vito Calabrò e al maestro Natalino Griolo che hanno curato questi bellissimi libretti che vi invito a custodire con molta cura. Buonasera, grazie di averci accolto questa sera qua a cantare, è sempre un piacere incredibile per noi che cantiamo canti alpini venire a cantare in terre alpine, sentire che il mio accento tradisce comunque origini alpine, nonostante viva a Roma. Cantare canzoni alpine a Roma, canzoni popolari ormai abbiamo sentito dire che è un po' un canto di nicchia, cioè, ogni tanto sembra quasi di avere una strana perversione che non tutti capiscono, ma a noi piace talmente tanto cantare questo tipo di canto che spesso solo cantare tra di noi ci riempie il cuore, ma ancora è più bello cantare con un pubblico così caloroso e così partecipativo, per cui grazie di averci accolti e grazie del calore che ci avete trasmesso. Bene, anche noi abbiamo vorremmo lasciare una versione familiare dei due maestri che ricordiamo questa sera, anche abbiamo delle felpe. Delle felpe che sono state disegnate da un nostro corista che purtroppo non è più con noi. Abbiamo comunque le sue opere e abbiamo sempre il famiglia che ci segue. È sempre un piacere ricordare questo. Queste sono felpe che insomma, noi romani abbiamo una S e una M. Alla signora andrà la S e alla signora la M, se sbaglia per essere va bene. Grazie. E per finire i nostri grazie. Allora, uno al presidente del coro che ci ospita, in ricordo, anche qua abbiamo un uno al grandissimo Beppe De Marzi che ne avrà una fila così ormai della nostra cartella uno anche al preposto dove è il padrone il vicario del padrone di casa, eccolo qua. Grazie. È il momento di tornare alla musica.
cantiamo. Maestro Guidotti, organista di professione, è venuto qua a incantarci e ci accompagna. Le parole le avete, lieta armonia, sentiamo le note e cantiamo per quelle strofe e poi usciamo nell'incanto della notte guardina. Prego. Lo posso fare un selfie? Questa qua, poi sai chi la manda? Ciao. Davvero? Attraverso il giro. Fantastico. Ciao. Ciao ragazzi. Allora saluti. No, Santa, no? Ecco, Ma no, ma ecco. Bene, allora ci prepariamo a concludere questa lunga diretta dall'Arcidiaconale di Agordo. Vi abbiamo trasmesso il ricordo di Salvatore Santomaso, Lamberto Pietropoli, interpretato dal coro Agordo e dal coro Ana di Roma. Una grande serata, una chiesa gremita, standing ovation per entrambi i cori, quello di casa, quello che arriva dalla capitale, insomma. Una serata di quelle memorabili. E allora a fine serata il commento è di Beppi De Marzi. È sorprendente come la gente rimanga
direi appassionatamente e pazientemente, ad ascoltare, a battere le mani, ad approvare e alla fine anche a cantare. Vuol dire che ha un cuore diverso da come sappiamo, come vediamo in giro. Grazie maestro, complimenti. grazie maestro e saluti a Vico Calabrò. Come dicevamo, pronti per chiudere questa lunga diretta. Grazie a voi per averci ascoltato e al prossimo appuntamento con Radio Più. Buona domenica, buona